200 piazze venete, la provincia con più gazebo, quella di Padova. Partita la campagna di raccolta firme per il referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali, ai quali si sono uniti Forza Italia e UDC. 6 gli obiettivi da raggiungere. Noi chiediamo dei limiti alla custodia cautelare, la possibilità che un indagato, un imputato sia considerato innocente fino a condanna definitiva, così come chiede la Costituzione, la separazione delle carriere, che è una battaglia che da anni il centrodestra porta avanti, una equa valutazione dei magistrati, quindi sempre più per merito e sempre meno per correnti, e soprattutto la fine delle correnti all'interno del CSM e soprattutto la responsabilità civile dei magistrati. Il presidente Berlusconi sostiene da circa 30 anni che la riforma della giustizia è una di quelle riforme che non si possono più rinviare nel nostro Paese. Sono passati troppi anni, stiamo ancora attendendo, i cittadini stanno attendendo, ora la parola a loro per una giusta democrazia. Centrodestra orfano di Fratelli d'Italia, ma se il buongiorno si vede dal mattino, le prime ore fanno ben sperare. Già i primi dati in nostro possesso dimostrano un entusiasmo dilagante in tutte le piazze del Veneto e non solo. Oggi ero a Verona prima di arrivare qui a Padova e oltre a 1000 firme abbiamo anche tantissime firme che arrivano anche dai comuni di provincia che stanno dando una grande mano a raggiungere il risultato sperato. In Veneto si spera nella raccolta di 160.000 firme.